l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Gradisca di Sonzo, come da tradizione, è la capitale mondiale del calcio giovanile, tra il 25 aprile e il 1 maggio per i tornei Under 16, Mundialito per club e per il torneo delle nazioni. Tra i partecipanti anche la nostra nazionale giovanile, l'occasione per sentire direttamente dal suo team manager Giancarlo Antonioni il futuro delle nuove leve azzurre. Un torneo importante per questi ragazzi che iniziano praticamente la loro carriera a livello nazionale. Un'esperienza importante per loro, sono la nazionale più piccola che abbiamo, l'Under 15, e ci auguriamo che questa nazionale porti qualcuno in prima squadra fra qualche anno, ecco, il nostro pensiero è quello. Come dicono i tecnici, l'orto promette bene? Siamo un po' condizionati dagli stranieri che secondo me sono troppi in Italia, quindi anche per la nazionale è difficile reperire giocatori in giro per l'Italia, però la nazionale italiana ha sempre avuto una squadra competitiva, ci auguriamo anche per gli europei del 2016 di fare un ottimo campionato europeo. Diciamo, le prospettive sono buone, però come ho detto prima manca un po' di materiale umano, chiaramente dovuto a quello che si è detto prima. Per quanto riguarda, concludiamo questo torneo, la sua valenza internazionale? Le nazionali queste fanno esperienza, sono ragazzi di 14-15 anni ancora non compiuti, per loro è un'esperienza. Per quanto riguarda i club invece è già un'età un po' diversa e credo che in questo torneo può sempre emergere uno o due giocatori importanti che fra qualche anno vedremo in giro per l'Italia e per l'Europa. Quando vedremo un nuovo Antonioni? Ogni tanto esce qualcosa di interessante, ma oggi si guarda più che al singolo, si guarda alla squadra, quindi è difficile trovare grandi giocatori singoli che da soli possono risolvere le partite, però giocatori bravi in Italia ci sono e ci saranno sempre, perché poi il calcio in Italia rimane sempre lo sport più popolare, più ambito da parte di tutti, quindi giocatori giovani e interessanti ci sono sempre. Becchiamo al volo il presidente del CONI regionale, l'onorevole Brandolin. Ancora una volta grande partecipazione di pubblico, ma soprattutto questo torneo cresce ulteriormente. Sì, diciamo le abbiamo dato un'impostazione ormai diversificata tra nazionali e club, perché così vuole l'UEFA e vuole la FIFA ovviamente, però credo di avere 12 nazionali importanti e 16 club altrettanto importanti da tutto il mondo, e vuol dire aver portato a Gradisca il meglio, se mi permettete, del calcio giovanile Under 17 e Under 16 che c'è in giro, quindi grande orgoglio e anche piacere per aver visto, se mi permetti, una bella cerimonia, semplice ma però anche spiritosa, anche vivace, di come deve essere per i giovani e come deve essere per il calcio giovanile. Poi Giorgio Brandolini è ancora più contento perché quel progetto di anni fa di creare il cosiddetto torneo transfrontaliero, oggi come oggi è una realtà più che assodata. È una realtà consolidata, tant'è vero che il torneo delle nazioni, come ben sapete, si svolge con 3 gironi, uno in Slovenia, uno in Austria e uno in provincia di Gorizia. Questo a testimoniare che lo sport, in questo caso il calcio, ha superato i confini molto prima della politica. Ad Antonioni abbiamo chiesto se ci sarà un nuovo Antonioni, ma abbiamo chiesto soprattutto che calcio giovanile, soprattutto il futuro dell'Italia. Ma io credo, intanto con la qualificazione di 3 squadre nelle semifinali delle 2 coppe europee, stanno a dimostrare che il calcio nostro proprio non è così schifoso come qualcuno l'ha definito fino a 2 settimane fa. Poi soprattutto abbiamo un settore giovanile e una struttura di società sportive in tutto il paese che
speriamo tiri fuori dei campioncini, ma soprattutto far fare attività sportiva ai nostri giovani. Non ci fossero queste società, i nostri giovani sarebbero soltanto davanti alla televisione o davanti al computer. Dobbiamo tirarli fuori da quei due strumenti che sono importantissimi ma micidiali. Lo sport aiuta a questo. Gol a Grappoli ha rispettato il pronostico della vigilia, qualità, servizio e cortesia. Sala civica esaurita in ogni ordine di posto, caldo feroce e ventilazione inapprezzabile non hanno scoraggiato il numeroso pubblico accorso alla Kermesse Cormonese. Un dialogo aperto, seguendo il fil rouge dei 45 minuti, tra Bruno Pizzul e Dino Zoff. Poi l'incontro con Federico Buffa, giornalista di punta di Sky Sport. La full immersion è volata tra emozioni, ricordi e tanti aneddoti. A fine serata abbiamo sentito le opinioni di coloro che hanno vissuto l'evento da un'altra postazione e posizione giudicante. Appena conclusa la manifestazione Gol a Grappoli, siamo nel reparto aperitivo, dunque nel foyer in un certo senso. Abbiamo un cormonese doc, anche marianese, ma soprattutto un appassionato di calcio. Sicuramente appassionato senz'altro. Casi poi giocare per Furlan. Ecco, giocare in Furlan allora. Senti di Zoff e Bruno hanno fatto un duetto spettacolare, no? Bello, divertente, bello. Soprattutto quando cantava dall'aneddoto di Marian da strade che Dino ha detto non state passare per Marian. Che partita l'era? Un Croazia-Italia dal 99, un amichevole, da che effettivamente esatto. L'Italia va giù al male. Sì, ma bello, mi ha piaciuto che battuta, è stata divertente. Che hanno fatto per la variante. Sì, per fortuna, esatto, proprio. Poi. Tra poco si continua, no, col pallone. A Marian è grande festa, domani 90 anni dal Marian, da società, quindi domani... Un rouge, dice in francese. Un fil rouge. Che roba lì? Boh. Un cavo conduttore. Esatto, proprio tra ora e domani doppia le feste, di partecipare, anzi domani Marian spero che sia di bel tempo, no? Che non piove. Allora, cacca il lupo e stiampe da Culinis, arriva il Branco che l'è contento, passa che l'Udinese ha battuto il Milan, incredibile. Come mai? Cosa è successo? Cosa ha bevuto? Che vino ha bevuto? Non si sa, miracoli dal ballone. Il Milan ha bevuto Branco, sì, allora Cormosa è come sempre, non come ballon in te con lipidadis, ma anche con la cultura. Anche un tai di vino. Soprattutto applicato. Bisogna bevi, però. Allora bevi, no? Bevi un tai, come? No, come allora? Dai. Erika, butta un taika. Buono, ma se ti dici, come che le cose sono contento? Sei contento, sì, io? Bella serata. Io che tu sei in televisione. No. Tu sei in televisione, tu sei in diretta. Io non disegno perché bevi tai se vonde. Però col bevi si campa tanti. Così dici, speri che sia diverso, dai. Perché è una roba importante. No? Bravo. E Boris sta dicendo? Boris dice che col bevi si campa 100 anni e i nostri politici di bevi dove aghe. Non hanno di campare 100 anni. Ma un po' scaroi sono da chiedere. Bravo. E bevi aghe così non duri in tanto e vedi di cambiaio. L'importante è le fai viodi che si fa sempre fiesta. Ma si lavora anche però. Si fa fiesta con i comedoni. E si induce sudà, se si impegna, lavori, poi li tassi, se con qualche non svanza vi viene un buon tai. Avete capito? Non è che non svanza poco, no? Sento una roba, i cons tornino. I cons tornano a perfezione. Tutto a posto. Tutto a posto, anche nel mondo del calcio. In un periodo di difficoltà economica. Adesso è dura far tornare i conti alle nostre piccole società sportive, ma ce la faremo. Senti, mi hanno detto che a livello locale le alche che non tornano. Che si chiacchiera. Che locale? No, locali, 6 ballon da zona. No. Che i nostri piccoli funzioni. Sarà dura, ma ne verremo fuori. Sì, che mettete sempre in campo che spirit sportivo importante. Come sempre, ci mancherebbe. Buon proseguimento. Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone.